Allora ho avuto l'ok per potervi salutare tutti. Ecco, allora buongiorno a tutti e ben arrivati al santuario di Sant'Augusta. Ci siamo riuniti qui al santuario di Sant'Augusta in occasione della commemorazione annuale a ringraziare Sant'Augusta per la sua protezione che riserva a tutto il mondo, ma in particolare al popolo della nostra diocesi di Vittorio Veneto. Questo desiderio di venire a ringraziare Sant'Augusta nella sua festa è scaturita con il crescere alla sua devozione nel nostro gruppo di preghiera Maria Regina della Pace in Gesù, che si ritrova ogni mercoledì nel santuario Madonna delle Grazie a Conegliano, guidato da diversi sacerdoti della diocesi, tra cui Monsignor Michele Favret, grande devoto alla Madonna. Il nostro gruppo fa parte dell'Associazione Italiana Accompagnatori a Santuari Mariani nel Mondo, AIAS, e gruppi di preghiera, dove anche Monsignor Favret ne fa parte e molte volte è la nostra guida spirituale nei pellegrinaggi. Quest'anno il seminario dell'associazione, seminario nazionale annuale, verrà fatto dal 15 al 17 ottobre presso il santuario del Cuore Immacolato di Maria a Val Dragone, nella Repubblica di San Marino, dove saranno presenti diversi relatori e le nostre guide spirituali, Monsignor Giuseppe Magrin dal Vaticano e da padre Luigi Moro, rettore del santuario di Montegrigia. La Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Michele Favret e sarà offerta in onore a Sant'Augusta. In questa Santa Messa ricorderemo i nostri cari defunti e quanti sono ritornati alla casa del Padre senza i riti funebri. Ricorderemo le persone malate e quanti ci hanno affidato le loro preghiere. Ricorderemo i medici, infermieri, operatori sanitari e quanti hanno operato in questa pandemia. Ricordiamo gli insegnamenti e tutti gli insegnanti e tutti gli studenti che a giorni riprenderanno la scuola. Ricordiamo i nostri politici, perché lo Spirito Santo li illumini a prendere le giuste decisioni. Affidiamo a tutti, a Sant'Augusta, le nostre intenzioni che ci teniamo nel cuore. Grazie a tutti e buona partecipazione. Divina volontà, vieni divina volontà, vieni a regnare sulla terra, vieni divina volontà, vieni divina volontà, vieni divina volontà, vieni a regnare
regnare sulla terra, vieni divina volontà. Scendi giù dal cielo, divina volontà, vieni a regnare sulla terra come in cielo. Vieni divina volontà, vieni divina volontà, vieni a regnare sulla terra, vieni divina volontà, vieni o volere supremo a regnare sulla terra, investi tutte le generazioni, vince e conquista tutti. Vieni divina volontà, vieni divina volontà, vieni a regnare sulla terra, vieni divina volontà. Maria, Madre Regina della divina volontà, rinnova in noi tuo fiat e nella Santa Chiesa di Dio. Vieni divina volontà, vieni divina volontà, vieni a regnare sulla terra, vieni divina volontà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Baciati da questo sole che tramonta, desidero porgere il più caloroso benvenuto a tutti voi, cari pellegrini e amici del gruppo di preghiera di Conegliano, aderenti a IASM, spettatori della tenda TV che ci seguite. Chiediamo anche perdono perché abbiamo ritardato qualche momento rispetto all'orario previsto, ma la preghiera ci ha riscaldato il cuore ed ora vogliamo, dopo esserci nutriti dell'antipasto, vogliamo sederci alla mensa di Gesù che ci accoglie alla sua tavola per offrirci ancora una volta con la sua misericordia la parola di vita e il sacramento del suo corpo e del suo sangue. In questa domenica la nostra diocesi celebra anche la giornata del creato. Giunti in cima a questo colle viene molto facile aprire il cuore alla gratitudine per la vita e per il creato. Con questi sentimenti di gioia e di fede, sotto lo sguardo della Vergine Maria, che ci ama come Madre tenerissima, vogliamo vivere questi santi misteri presentandoci innanzitutto come peccatori bisognosi dell'amore che rinnova e salva. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. tu Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della tua grazia. A noi che celebriamo la festa di Santa Augusta Vergine Martire, concedi benigno di essere aiutati dalla sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. Parola di Dio. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente, gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là, in piedi. Oppure: siediti qui ai piedi del mio sgabello. Non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi di perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 L'alleluia risuona sulla terra e tutti stan cantando, guidati dal Signore. Gli angeli santi su nel cielo intonano la lode con noi e con Maria. Alleluia, 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 alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardò quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi,
si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente, e comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Mi permetterete di rivolgermi a voi in maniera del tutto familiare, perché così ci conosciamo, così abbiamo imparato, così abbiamo condiviso tanti momenti, come anche questa oretta abbondante di preghiera che ha aperto il nostro cuore. Questo è lo stile di preghiera che abbiamo appreso a casa della mamma a Medjugorje, in tanti momenti, in tanti pellegrinaggi e poi in tanti mercoledì, ritrovandoci insieme a pregare nella chiesetta del santuario della Madonna delle Grazie. Ecco, questa sera per la terza volta ci troviamo qui come gruppo di preghiera che aderisce all'AIASM, all'associazione, come si vede anche dagli stendardi, l'associazione italiana accompagnatori santuari mariani. Questo non è propriamente un santuario mariano, ma è il santuario di Santa Augusta, ma certamente Santa Augusta e la Madonna, la mamma di Gesù, sono strettamente unite. Ecco, che cosa voglio dire? Beh, siamo giunti qui per vivere questo appuntamento e affidare attraverso l'intercessione di Santa Augusta le persone, soprattutto quanti vivono nelle nostre famiglie, quanti appartengono anche al gruppo, anche non solo di Conegliano, ma nel gruppo nazionale. Vogliamo affidare all'intercessione di Santa Augusta questa giovane vita che ormai da tanti secoli qui su questo colle continua ad attirare e continua a risplendere per il popolo pellegrinante come segno di carità, come segno di speranza. La sua giovane vita offerta a Dio con gioia, con amore, anche nonostante le fatiche e l'opposizione del padre, ecco, diventano per noi l'opportunità, ecco, per affidare a colui che ci ha donato la vita e che ci ama anche i momenti di incertezza, di buio, di oscurità, di dolore. I santi, come Santa Augusta, ci sostengono, ci accompagnano, anche diventano un traino in certi momenti per la nostra vita, perché il nostro sguardo non resti piegato in basso, ma possa alzarsi e contemplare la misericordia di Dio. Abbiamo ascoltato il Vangelo in una pagina dell'Evangelista Marco piuttosto strana. Si tratta del racconto di un miracolo, ma un miracolo un po' particolare, che mette in scena anche degli elementi e dei gesti che suscitano un po', ecco, la meraviglia. Una persona sordomuta viene accompagnata a Gesù
gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. È quello che facciamo anche noi questa sera qui e in tanti nostri momenti di preghiera. Portiamo a Gesù con la preghiera le persone ammalate. Lo prese in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Qua siamo fuori di tutte le regole anti-Covid e delle restrizioni. Qua avrebbe potuto succedere qualche cosa di pericoloso ai nostri giorni. Invece il Signore, con la sua parola potente, effatà, apriti, e soprattutto con il suo amore, ha guarito quella persona ammalata, certamente, limitata sicuramente e dolorosamente, ma una persona amata, una creatura conosciuta fin da sempre da Dio. Non dimentichiamolo, anche quando la nostra vita conosce passaggi oscuri, difficili, dolorosi, angoscianti. Il Signore ci conosce, il Signore ci guarda con amore. Canteremo, immagino, alla fine di questa celebrazione quel canto che è anche l'inno dell'associazione. Parla dello sguardo di Gesù, uno sguardo che rincuora, che chiama e che dona la forza di andare in missione, di testimoniare. Vorrei soffermarmi sulla parte finale di questo racconto, perché c'è anche qui qualche cosa di strano e mi sembra che questa stranezza sia molto aderente, sia molto intonata con lo stile di questo gruppo di preghiera e di quelli che si recano in Bosnia nella casa della mamma. Si dice alla fine di questo racconto che la folla esclamava: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Eppure, una riga sopra, Gesù comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa. Mi sembra proprio che anche noi, quando ci ritroviamo, la gioia, la fede, la consolazione che sperimentiamo ci porta addirittura quasi a trasgredire il comando stesso di Gesù. Poi sarebbe bello spiegare il senso di questo divieto, ma lo facciamo casomai in un'altra occasione. Quello che voglio evidenziare è che quando incontriamo Gesù, la nostra vita esplode in un certo senso di gioia, è pervasa da una grande gioia e dalla voglia di cantare e di lodare il Signore, che si va anche oltre quelli che sono certi paletti, certi orari, ecco, perché la gioia che è nel cuore è incontenibile e un po' va e supera anche gli argini. Questo è il senso della liturgia, ecco. Ed è bene che non manchi mai nel nostro pregare insieme questa riconoscenza, questa lode semplice ma anche traboccante, ecco. In questa giornata
siamo invitati a guardare con occhi di stupore e di amore il creato, questa madre terra che il Signore ha pensato e ha donato all'umanità, perché possiamo apprezzarla, possiamo incantarci, possiamo scoprire sempre ragioni di gioia, di speranza, e perché la possiamo anche custodire. Io avevo anche un altro piccolo punto e poi mi fermo. Un piccolo particolare di questo racconto. Gesù lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gesù trascina il sordomuto lontano dalla folla, dalla confusione, dai curiosi. Il maestro cerca un incontro personale, non una dimostrazione in piazza. È importante, per incontrare il Signore Gesù, dobbiamo avere il coraggio di sottrarci alla folla, al rumore, alla confusione. Viviamo in un mondo, in una società caratterizzata da una perenne confusione. Se vogliamo ascoltare la parola e dialogare con il Signore, dobbiamo avere il coraggio di uscire da tutto quello che ci distrae e ci allontana, di liberarci da tutto ciò che ci ostacola e ci zavorra in questo cammino di ascolto. Ecco, noi lo facciamo questa sera vivendo l'intimità con Gesù, invitati alla sua cena, proprio sotto lo sguardo di Maria, Regina della Pace, Madre Tenerissima, e di Santa Augusta, nostra luminosa patrona. Ed ora, dopo aver ascoltato la parola che ci apre alla vita e lasciandoci sciogliere la lingua da Gesù, anche noi vogliamo professare con la bocca, ma soprattutto con il cuore, la fede che abbiamo ricevuto in dono. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre che ci ricolma della ricchezza della sua grazia. Ripetiamo: soccorrici, o Padre, con la tua grazia. Soccorrici, o Padre, con la tua grazia. Per la Chiesa, perché sia sempre segno e testimonianza gioiosa dell'amore di Dio, preghiamo. Soccorrici, o Padre, con la tua grazia. Per i giovani, perché trovino in Cristo l'orientamento per la loro vita e si lascino guidare dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Soccorrici, Padre, con la tua grazia. Per quanti hanno perso il senso della vita, perché non cadano nello sconforto e trovino in noi dei fratelli che li aiutano a ritrovare luce, consolazione e pace. Preghiamo. Soccorrici, o Padre, con la tua grazia. Per gli associati e collaboratori AIASM, perché con Maria possano evangelizzare con la forza dello Spirito Santo. Preghiamo. Soccorrici, o Padre, con la tua grazia. Per noi convocati attorno alla mensa del Signore, perché ciascuno sappia accogliere il dono dello Spirito che ci sospinge verso le vie del mondo per annunciare il mistero di Cristo, preghiamo. Soccorrici, o Padre, con la tua grazia. In un istante di silenzio affidiamo per l'intercessione di Santa Augusta le nostre necessità e le nostre pene. O Padre, da cui discende ogni dono perfetto, ascolta la nostra umile preghiera e concedi a noi di sperimentare la tua consolante pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio. Ti dono il mio cuore, Gesù, trasformalo come vuoi tu, attiralo a te che sei la pace. Sei via, verità e vita. Ti dono il mio cuore, Gesù, Gesù. Trasformalo come vuoi tu, attiralo a te che sei la pace. Sei via, verità e vita. Gesù. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare con il pane e il vino l'offerta della nostra vita, possiamo presentare il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, o Padre, questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio e l'intercessione dei tuoi santi ci confermino nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella testimonianza di fede dei Tuoi santi, Tu rendi sempre feconda la Tua Chiesa con la forza creatrice del Tuo Spirito e doni a noi, Tuoi figli, un segno sicuro del Tuo amore, il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci spronano e ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il Tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria Tua. Pleni sunt cieli et terra, gloria Tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Ti glorifichiamo, Padre Santo, Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo Tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come i discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il Tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il Tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Corpo di Gesù, corpo di Gesù, corpo di Gesù, corpo di Gesù.
stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, donato per amore. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Corrado. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e i Martiri, Santa Augusta, Santa Teresa di Calcutta che oggi ricordiamo, e tutti i santi innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con gioia, con la voce e il cuore dei figli, anche noi, come Gesù ci ha insegnato, cantando osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatta la
e così in terra. Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo scambiamoci un segno di pace. Dona la pace ai nostri cuori, o Signore, dona la pace ai nostri cuori, o Signore. Agnello, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
passerò io a distribuire la Santa Comunione. Chi desidera ricevere il corpo di Cristo resta in piedi e mostra le mani aperte. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, amen. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, per sempre manterrei la stessa fiducia, poiché io so che in questa moltitudine di offese non è che goccia d'acqua in un braciere ardente, non è che goccia d'acqua in un braciere ardente. O se potessi avere un cuore ardente d'amore, che resti il mio sostegno, non m'abbandoni mai, che ami tutto in me, persino la mia debolezza, e non mi lasci mai, nel giorno, nella notte, e non mi lasci mai, nel giorno, nella notte. Non ho trovato mai creatura capace d'amarmi a tal punto e senza mai morire di un Dio bisogno che assunta la mia natura si faccia mio fratello capace di soffrire, Si faccia mio fratello capace di soffrire. Io so fin troppo bene che le nostre giustizie non hanno ai tuoi occhi il minimo valore, ed io per dare un prezzo
tuo sacrificio, gettare lo vorrei nel tuo divino cuore, gettare lo vorrei nel tuo divino cuore. No, tu non hai trovato creatura senza macchia, detasti la tua legge tra i fulmini del cielo e nel tuo sacro cuore, Gesù, mi nascondo, non tremo perché sei la sola mia virtù, non temo perché sei la sola mia virtù. Preghiamo. Signore, che hai glorificato Santa Augusta con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito, donaci una forza nuova perché superiamo ogni male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. La giornata ormai, il sole volge al declino e anche la nostra preghiera è alla sua conclusione. Resta solo di ricevere la benedizione. E desidero però anche, ho il cuore in questo momento commosso perché gli amici musicisti hanno cantato una canzone, un canto ispirato alla vita di Santa Teresina che è molto profondo, molto bello, ecco. E vi ringrazio non solo per questo, ma per questo pomeriggio e questa celebrazione eucaristica che abbiamo vissuto come lode al Signore, Non so se Giorgio vuole aggiungere qualcosa, visto che anche ci ascoltano gli aderenti AIASM nel resto d'Italia, Monsignor Magrin. Allora siamo giunti appunto a conclusione di questa bella giornata, ma questa vogliamo ringraziare Monsignor Michele Favret per la sua grande dedizione e disponibilità e a tutti i suoi collaboratori che si sono dedicati a organizzare questa cerimonia per il gruppo di preghiera Maria Regina della Pace in Gesù e gli associati AIAS. E questo grazie perché non tutti arrivano, ma noi sappiamo che nel cuore di Don Michele c'è un grande posto per ognuno di noi. E allora, Don Michele, pregheremo la Madonna e Sant'Augusta perché abbiano sempre da proteggerla e siano guida nella sua importante missione che Dio le ha affidato. E le donino tanto amore, salute, pace e serenità. Vogliamo ringraziare anche il gruppo dei musicisti, Maurizio, Claudia, Dario, Elisa, Daniele e quanti che anche dal proprio posto hanno animato questa cerimonia. Ringraziamo anche i nostri cameraman, la tenda TV, Alberto, che anche ha fatto una bella ripresa e ci farà vedere a nome di AIAS
ecco, e che hanno immortalato questo gioioso momento di preghiera. Ringraziamo anche tutti quanti che hanno collaborato per la buona riuscita di questa festa, ma soprattutto ringraziamo Dio per la bella giornata che ci ha dato da poter essere fuori in questo modo, senza aver tanti problemi di pandemie. Ringraziamo tutti quanti che hanno collaborato per la buona riuscita di questa festa. Grazie a tutte le persone che non hanno potuto venire fino su al santuario, ma che il loro desiderio era tanto, ma che ci hanno accompagnato con la loro preghiera da casa. Grazie a tutti voi qui presenti per aver accolto l'invito a partecipare a questo pomeriggio di spiritualità. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ecco, rimaniamo sempre uniti in preghiera. Vorrei lo stesso dare 2 avvisi. Comunico che il gruppo di preghiera Santuario Madonna delle Grazie da mercoledì scorso ha ripreso il consueto incontro di preghiera settimanale. Poi vi informo anche che l'associazione AIAS ha organizzato l'8° seminario nazionale a San Marino dal 15 al 17 ottobre. Se desiderate partecipare vi possiamo dare tutte le informazioni. E poi da 2 anni o da 1 anno e mezzo ci viene quel desiderio, che ormai molti me lo stanno chiedendo, di tornare dalla madre, quella che ha unito questo gruppo a Medjugorje. E allora presumo che la data dal 27 al 31, coronavirus permettendo, verrà organizzato il pellegrinaggio a Medjugorje. Ecco, nei prossimi giorni di ottobre, scusate, ecco, e perciò questa è un po' la strada che Maria ci ha insegnato. E allora sempre uniti e avanti. Grazie a tutti voi. Grazie. Sì, un grande grazie all'inossidabile Federico e agli amici della Tenda TV. Preghiera a Santa Augusta e poi riceviamo la benedizione con la reliquia. A te, Santa Augusta, che risplendi in cielo con la duplice gloria della verginità e del martirio, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Tu che hai vissuto i brevi anni della tua vita terrena dedicandoti interamente a Dio e alle opere di carità, donaci di essere sul tuo esempio forti nella fede, coerenti nella testimonianza della vita cristiana, generosi nell'aprire il nostro cuore all'accoglienza e all'amore verso ogni fratello. Confidiamo nel tuo aiuto per superare le prove e le sofferenze. Benedici le nostre famiglie, le parrocchie, il seminario diocesano e ottieni alla Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio, al diaconato e alla vita consacrata. Fa che un giorno contempliamo con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con tutti i nostri cari nella patria del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Augusta, Vergine e Martire, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Durante il canto finale possiamo liberamente fare un gesto di devozione verso la reliquia della Santa con un semplice inchino. Inno dell'Iansm. Tu sei venuto alla sponda, non in cerca di saggi o di ricchi, e solo chiedi che io ti segua. Signor, m'hai guardato negli occhi
detto il mio nome sulla spiaggia, ho lasciato la barca e con te cercherò un altro mare. Tu sai che nella mia barca io non porto né oro né spade, ma solo reti è il mio lavoro. Signor, m'hai guardato negli occhi, sorridendo, hai detto il mio nome sulla spiaggia, ho lasciato la barca e con te cercherò un altro mare. Tu chiedi queste mie mani, ch'io sollevi, che ormai è sfinito, ed un amore che accenda amore. Signor, m'hai guardato negli occhi, sorridendo, hai detto il mio nome sulla spiaggia, ho lasciato la barca e con te cercherò un altro mare. Tu, pescator d'altri mari, ansia eterna dell'uomo che cerca, amico buono, così mi chiami. Signor, m'hai guardato negli occhi, sorridendo, hai detto il mio nome sulla spiaggia, ho lasciato la barca e con te cercherò un altro mare. E con te cercherò un altro mare. Siamo giunti, o Madre cara, da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene, con le gioie e le speranze. O Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il divin Figlio. Guardate la Chiesa intera, stella estrema di salvezza,
ti preghiam con voce ardente, prendi puri i nostri cuori, o Regina della pace, il tuo sguardo ci consola.